Vaccino anti-Covid, domani la presentazione del piano del Veneto. Intanto l'Agenzia Italiana del Farmaco, guidata dal professor Giorgio Palù, dà il via libera definitivo al vaccino Pfizer. Massacro di Tre Baseleghe, in corso le autopsie sui corpi dei ragazzini, su quello del papà che li ha assassinati prima di togliersi la vita. Bandiera mezzasta in comune e lutto cittadino. 15 denunciati per gli episodi di guerriglia urbana che si sono verificati a Verona lo scorso 28 ottobre. In quell'occasione furono lanciati lacrimogeni e bombe carta contro la polizia. Ubriaco e senza mascherina blocca il treno per quasi un'ora lanciando sassi contro il convoglio. È successo ieri sera a Montebelluna, 38enne arrestato. È morto nella notte il dottor Domenico Stellini, padre della moderna sanità trevigiana. Il cordoglio del presidente Zaia, un rivoluzionario di grande visione. Gli dobbiamo tanto. Essere stato dichiarato patrimonio dell'umanità UNESCO e per l'arte delle perle del vetro di Venezia solo un punto di partenza, un volano per il rilancio di una straordinaria attività artigianale che ha 700 anni di storia. La giunta di Treviso l'ha chiamato Green New Deal, un piano di riforestazione della città, in particolare dei quartieri, che porterà a raddoppiare gli alberi. Buonasera, ben ritrovati. Partiamo dalla variante inglese del Covid, ovviamente, con le parole del governatore Zaia di questa mattina, che ha chiarito: per capire qualcosa in più di questa variante ci vorranno almeno un paio di settimane. Così il presidente Zaia, che ha anche annunciato per domani la presentazione del piano di vaccinazioni Covid per il Veneto. Variante inglese del coronavirus, non ci sono ancora riscontri sulla presenza in Veneto, ma serve il tempo necessario per sequenziare il virus. Così il presidente della regione Zaia nel quotidiano Punto Stampa, dopo l'avvio anche in Veneto dei controlli sulle persone arrivate dalla Gran Bretagna. L'ordinanza fatta per la Gran Bretagna serve farla giuridicamente perché evitiamo che i cittadini, se provengono dalla Gran Bretagna, devono andare da un medico a farsi un certificato per fare il tampone, quindi possono andare direttamente e ce l'hanno gratuito il tampone. Domani intanto la Regione presenterà il piano vaccinale anti-Covid con la responsabile della prevenzione del Veneto, dottoressa Russo, ed il virologo Palù. Domani ho inteso accompagnare proprio questa conferenza stampa con la dottoressa Russo, che vi dà i numeri del piano vaccinale, vi dirà qual è la potenziale di fuoco nelle vaccinazioni, che sono volontarie. Cioè, se uno non vuole, sta a casa a guardare la televisione, non serve che si preoccupi per gli altri che si vaccinano, che vogliono vaccinarsi. Dall'altro avete il massimo esperto di vaccini. Oggi è stata anche una giornata importante sul fronte delle nomine. È stato nominato il dottor Luciano Flor, segretario regionale della sanità, e quindi successore del dottor Mantoan. Ovviamente ringrazio il dottor Mantoan per il lavoro svolto. È stato fatto un avviso pubblico, precisa il governatore, e sono giunti molti curricula. Ma in questa fase siamo convinti che ancora quel quid in più che può dare un medico che ha un'esperienza importante come il dottor Flor, che è stato in azienda ospedaliera di Verona, è stato in azienda ospedaliera di Padova, è stato all'interno dell'assessorato come alla programmazione, insomma ha un curriculum assolutamente di altissimo livello nell'esperienza della sanità pubblica, oltre ai risultati che ha portato con Padova e con il nuovo Policlinico Universitario. Vada nella direzione che con molta obiettività, anche da un confronto con l'assessore Lanzarin, sia la soluzione migliore in questo momento storico. Via libera da parte dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, all'immissione in commercio del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. L'annuncio è del neopresidente Giorgio Palù. Oggi è disponibile un vaccino con un margine di sicurezza elevatissimo, intorno al 95%, ha detto Palù, una percentuale di sicurezza che si trova solo nei vaccini del morbillo e della rosolia. Il vaccino è approvato per tutta la popolazione sopra i 16 anni, non ha controindicazioni assolute, non sono richieste accortezze particolari per sottopopolazioni specifiche né per anziani o immunodepressi, inclusi chi ha problemi di coagulazione del sangue oppure sanguinamento. Anche per la gravidanza e l'allattamento, che si era detto potessero essere controindicazioni assolute, non lo sono, perché anche in questo caso i benefici superano i rischi. A spiegarlo è stato Nicola Magrini, direttore generale dell'AIFA, che ha anche aggiunto: la seconda dose del vaccino va fatta a 3 settimane dopo la prima e la risposta immunitaria della prima dose è già visibile dal 6° al 7° giorno.
Riaprire le scuole il 7 di gennaio è giusto? Questo è il sondaggio, la domanda che vi proponiamo per la giornata di oggi e il cui risultato appunto verrà dato questa sera durante Ring. Sapete come sempre che ci sono due numeri da comporre per la risposta affermativa, ovvero sì, è giusto riaprire le scuole il 7 gennaio, dovete comporre lo 0422 16 26 691 oppure in caso di risposta negativa 0422 16 26 690. La chiamata è ovviamente gratuita. Ora con le immagini andiamo a Trebasele, che è la tragedia di domenica a Sant'Ambrogio che sta lasciando un segno indelebile tra gli abitanti dell'Alta Padovana, il caso del papà che ha ucciso i figli per poi togliersi la vita, sono state predisposte le autopsie, il PM ha già dato il nulla osta per la sepoltura, dunque i funerali probabilmente verranno celebrati sabato 24 ad Arsego. Bandiere a mezz'asta fuori dal municipio di Trebasele, che oggi giornata di lutto cittadino per tutta la comunità trebasilicense. Tra le persone c'è ovviamente un sentimento molto forte di cordoglio, di incredulità, di mestizia, proprio anche a ridosso delle festività. E quello che emerge proprio è il senso di comunità, di vicinanza per le famiglie colpite dalla tragedia di Sant'Ambrogio. I bambini non si devono toccare, i figli, perché sono innocenti, ecco. E io quando ho sentito questa tragedia sono rimasta male, ma il padre non doveva fare questa cosa, non doveva fare. Veramente una tragedia brutta e questo Natale è brutto perché questo non è Natale, questo sarà un lutto per sempre. Non poteva uccidersi lui, ma noi bambini. No. Non so come che si faccia a prendere un coltello e andare di fronte a un figlio. Vuoto e basta. La comunità, le persone che conoscevano sono sconvolti perché è una cosa inaspettata, capirà. Quindi un gesto di questo tipo non ha giustificazioni. L'unica cosa che posso pensare è che ci sia un problema psicologico. Dio abbia pietà della sua anima, sicuramente credo che abbia avuto un attimo di squilibrio. Lo conoscevo bene, quindi è una tragedia grandissima, è una tragedia che non è da commentare, non è proprio da dire niente. Mi dispiace per la mamma, di lui, dei bambini e anche per lui perché... Purtroppo c'è un'altra storia di violenza che arriva dal Padovano, questa volta fortunatamente il marito violento è stato allontanato da casa. I maltrattamenti avvenivano davanti ai tre figli piccoli, botte quasi quotidiane, schiaffi, pugni e insulti. Dopo l'ennesima violenza la donna ha deciso di rivolgersi alla polizia e così la squadra mobile di Padova ha allontanato da casa un 41enne padovano accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate. La donna disperata aveva deciso di denunciare lo stato di vessazione in cui viveva dopo l'ennesima lite con il convivente. A luglio l'uomo, dopo una scenata di gelosia, l'aveva offesa pesantemente e l'aveva sbattuto contro un cancello, poi l'aveva colpita alla testa. Testimoni delle botte i figli minori che erano impauriti dalla violenza del padre. L'uomo aveva in questi mesi rivolto pressioni alla donna per farle ritirare la denuncia, ma lei non ha ceduto e ora, dopo le indagini per il 41enne violento, è scattato l'allontanamento. L'uomo non potrà più avvicinarsi alla sua casa e alla compagna. A Verona adesso perché ci sono 15 denunciati per gli scontri che ci sono stati il 28 ottobre scorso. In quell'occasione furono lanciate bombe carta, lacrimogeni contro la polizia. Vediamo. 28 ottobre, un mercoledì sera di tensione e scontri dove frange di violenti si sono mescolati ai tanti cittadini e imprenditori che stavano manifestando contro l'ultimo DPCM. Lacrimogeni e bombe carta, sedie e tavolini lanciati contro la polizia in assetto antisommossa. Interi plateatici danneggiati e 6 agenti della polizia ferita. Dopo una nottata di indagini, 12 persone sono state fermate dalla Digos e 2 denunciate a piede libero. La successiva attività di indagine coordinata dal sostituto procuratore Marco Zanatelli e dal magistrato
l'avvocato Giulia Da Pos della Procura per i minori di Venezia ha portato ad oggi all'individuazione di 15 persone, tutte responsabili a vario titolo di devastazione e saccheggio, resistenza e violenza pubblico ufficiale aggravate, lesioni personali aggravate, lancio e utilizzo nel corso di manifestazioni pubbliche di artifizi pirotecnici. Nella mattinata di oggi, per acquisire ulteriori elementi di indagine, sono state eseguite una serie di perquisizioni domiciliari in città e in provincia che hanno portato al sequestro di diversi capi di abbigliamento indossati nel corso della manifestazione. Tra i denunciati, tutti residenti nel Veronese, ci sono anche 6 minorenni e 4 noti militanti nelle compagini dell'estrema destra scaligera. Oltre alla denuncia, a tutti gli indagati sono state anche comminate sanzioni amministrative previste dalla normativa anti-Covid per un ammontare di circa 6.000 euro. Deferiti all'autorità giudiziaria anche un noto sostenitore dell'Hellas Verona di 58 anni con precedenti per lesioni personali, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e un titolare di un esercizio pubblico veronese. Andiamo a Montebelluno, ubriaco e senza mascherina blocca il treno lanciando sassi contro il convoglio. I particolari. Urla e poi la sassaiola contro il convoglio. Risultato, il treno bloccato per quasi un'ora alla stazione di Montebelluna. In mezzo ai binari, attorno alle 23:30, sostava un 32enne nordafricano già noto alle forze dell'ordine, completamente ubriaco, senza mascherina e in compagnia di una 43enne del posto, alterata ugualmente. Il treno era quello diretto a Feltre, dove l'uomo evidentemente doveva tornare, anche se i fumi dell'alcol lo avevano completamente annebbiato. Non è ancora chiaro il motivo del gesto, forse l'impossibilità di salire perché senza mascherina è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già rotto. Di fatto il lancio di sassi ha danneggiato il parabrezza del mezzo, gettando nel panico chi stava sul treno e ritardando la partenza. Come era successo solo una settimana fa in circostanze analoghe, ma con protagonisti diversi a Castelfranco. L'allarme ai carabinieri immediato, l'intervento dei militari, ma il 32enne in mezzo ai binari li ha minacciati cercando di sottrarsi all'arresto. Alla fine è stato bloccato e oltre alla raffica di denunce per le minacce, la resistenza e l'interruzione di pubblico servizio è scattata anche la sanzione per non aver utilizzato la mascherina. La Giunta regionale ha approvato oggi lo schema di convenzione tra Regione e Unioncamere per realizzare un intervento di ristoro destinato alle imprese venete che sono state colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19. Un provvedimento importante che ci vede impegnati a sostegno delle imprese venete oggi maggiormente sofferenti, così l'ha commentato Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico promotore della delibera. In virtù dell'accordo con Unioncamere, con l'inizio del nuovo anno saranno aperti dei bandi specifici per aiutare tutte le categorie che attualmente si trovano con attività pressoché azzerate a causa appunto della seconda ondata dell'epidemia. Il bando disporrà di una dotazione finanziaria pari a 16 milioni di euro. La situazione è drammatica, è quella di molti ristoratori, sono situazioni che vi stiamo raccontando ormai da giorni. I ristoratori che a Natale non potranno aprire, molti scelgono anche di rinunciare all'asporto. Gli incassi di dicembre per i ristoratori e i gestori dei locali padovani si fermano al 15, al massimo 20% dei guadagni che solitamente sono previsti nell'ultimo mese dell'anno. La stima viene fatta da Appe Padova, l'associazione di categoria dei pubblici esercizi. Durante i giorni da zona rossa i ristoranti restano chiusi, nelle festività dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e il 5 e 6 gennaio. In questi giorni è consentito solo l'asporto o la consegna a domicilio. Quindi di fatto abbiamo gli incassi praticamente azzerati, i dipendenti che vengono chiamati al lavoro in minima parte e dall'altro lato i ristori promessi dal governo che coprono in maniera molto insufficiente quelle che sono le esigenze delle imprese per poter rimanere vive. Il rischio dunque è che non ci siano proprio guadagni. La situazione più critica riguarda chi svolge attività in provincia. In questo caso sono in molti che hanno già deciso di non lavorare perché i costi per il servizio delivery o per asporto sono troppo onerosi e non verrebbero coperti dalle ordinazioni. Certo che alcune attività o per tipologia di prodotti che servono o per ubicazione geografica, pensiamo ad esempio ai ristoranti della zona Colli, hanno grosse difficoltà nel sostituire quello che è il servizio normale al tavolo con il delivery, cioè la consegna a casa, o con l'asporto, perché sono difficili da raggiungere e anche loro stessi nello spostarsi verso le residenze dei loro clienti hanno delle difficoltà. Quindi abbiamo diverse attività, diversi ristoranti che hanno già deciso che per Natale rimarranno chiusi e anche per Capodanno.
Ci fermiamo per pochissimi secondi di pubblicità. Eccoci ben ritrovati, ripartiamo da qui, dalla morte nella notte del dottor Domenico Stellini, papà della moderna sanità trevigiana. La sanità trevigiana è in lutto per la morte del dottor Domenico Stellini, direttore generale dell'ex ULSS 9. Si è spento all'improvviso nella notte al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso, dove era stato portato in ambulanza a seguito di un arresto cardiaco. È morto al Cafoncello, l'ospedale che assieme a Vittorino Pavan aveva reso grande, facendone un nosocomio moderno a livello medico e organizzativo. Proprio così, giusto un anno fa, il dottor Stellini, ospite della nostra trasmissione sui 40 anni di Antenna 3, ricordava quel periodo quando si costruì il nuovo pronto soccorso per trasferirlo dagli spazi angusti dell'ospedale militare, anni nei quali si diffusero nuovi concetti del pronto soccorso come area indipendente della medicina d'urgenza. Facemmo delle varianti in corso d'opera per trasformare il pronto soccorso in costruzione nel moderno pronto soccorso che fu il primo d'Italia, dove c'era una medicina d'urgenza, una chirurgia d'urgenza, una radiologia d'urgenza, dove avevamo anche un laboratorio d'urgenza dislocato un po' lontano, ma insomma molto vicino, e dove quindi il pronto soccorso assumeva una sorta di ospedale d'urgenza. Una lunga e prestigiosa carriera quella del dottor Stellini, direttore generale dell'ULSS 9 dal 1995 al 2002, presidente dell'Ordine dei Medici, vice segretario nazionale della NAO, segretario generale alla sanità. A lui si deve anche la trasformazione dell'ospedale di Motta di Livenza, destinato alla chiusura, in un grande centro riabilitativo. Così lo ricorda il governatore Zaia. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e di stimarlo, il dottor Stellini. Lui è la sanità della provincia di Treviso. Basterebbe pensare che l'interlocuzione con l'università le ha portate avanti lui fin dall'inizio. De certo per noi era mister sanità. Il dottor Stellini lascia la moglie Silvana Agostini, per tanti anni primario di pediatria al Cafoncello, e di figli Edoardo, direttore del Dipartimento di Clinica Odontoiatrica all'Università di Padova, e Pietro, dirigente in regione. Andiamo a Venezia. Essere stato dichiarato patrimonio dell'umanità UNESCO e per l'arte delle perle di vetro di Venezia soltanto un punto di partenza, un volano per il rilancio di una straordinaria attività artigianale che ha, pensate, 700 anni di storia. L'arte delle perle di vetro è patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il prestigioso riconoscimento dell'UNESCO premia una realtà artistica veneziana che si tramanda da secoli. Non solo un'eccellenza dell'artigianato locale, ma anche un'attività con profonde radici sociali e culturali nella storia di Venezia. La materia prima, quella del vetro, arriva da Murano, ma si è sviluppata in due sestieri principalmente di Venezia, il sestiere di Canareggio e il sestiere di Castello, dove ci sono appunto le perlere, i perleri, le impiraresse e tutto ciò che c'è dietro quest'arte meravigliosa. Il Comune ha sostenuto la candidatura dell'arte delle perle di vetro a patrimonio dell'UNESCO già dal 2017, una candidatura internazionale assieme alla Francia, di cui l'Italia è capofila con Venezia, in un gioco di squadra che ha visto anche la presenza della Regione e del Ministero per i beni e le attività culturali. L'abbiamo voluta sostenere da un lato perché le perle di vetro, l'arte delle perle di vetro rappresentano un'eccellenza del nostro territorio, dall'altro perché ha un sapere tradizionale tramandato di generazione in generazione da oltre 700 anni. Dietro quest'arte non c'è solo l'oggetto di vetro, c'è la memoria, c'è la conoscenza, c'è la maestria di questi dei perleri, delle impiraresse, dei maestri vetrai. Assieme al Comitato per la salvaguardia dell'arte delle perle di vetro, promotore principale della candidatura UNESCO, il Comune di Venezia non intende fermarsi, ma svilupperà, anche con la collaborazione di altri enti ed istituzioni cittadine, una nuova progettualità per l'intero settore. Il riconoscimento UNESCO è solo un primo traguardo. È un punto di partenza, un riconoscimento così prestigioso non può che fare da volano per valorizzare e rimettere al mondo, alla città, un'arte così preziosa, un artigianato così prezioso. Ed ora andiamo a Treviso per un progetto che si chiama Green New Deal. Il comune di Treviso Cassugana punta a raddoppiare, pensate, il numero degli alberi presenti in città e nei quartieri.
Non un supermercato nell'area da 20.000 metri quadrati di Viale Nazioni Unite nel quartiere di San Paolo, quello che a novembre aveva mobilitato i residenti con una battente raccolta firme. Lì sorgerà invece un bosco. È l'annuncio che il sindaco Mario Conte tiene per la fine della presentazione del piano di riforestazione urbana della città. È da mesi che stiamo lavorando su questo progetto, molto prima che cominciasse quella raccolta firme, perché l'obiettivo di questa amministrazione, al di là di San Paolo, anche in altre aree, è dove si possono piantare degli alberi rinunciando a un po' di edificazione, noi lo vogliamo fare. 3 parchi urbani attrezzati, Viale della Repubblica, Viale Europa e via 33esimo Reggimento Artiglieria, e 15 boschi. Una programmazione a lungo raggio che coinvolge la società Arbolia e Cassa Depositi e Prestiti, con cui Casugana ha stretto un accordo che fa da apripista. Fa particolarmente piacere sapere che siamo la prima città del nord-est a sposare questo progetto e la seconda in Italia dopo Palma. Primo a partire il bosco di via Selvatico, laterale del Terraglio, attraversato da piste ciclopedonali. Una risposta a una situazione di inquinamento dell'aria sempre più grave dopo l'incentivazione della sostituzione delle caldaie. Ma dobbiamo aumentare anche la fonte ricettiva dell'inquinamento e appunto la forestazione urbana ha questo scopo. Parliamo di Natale in casa con Antenna 3, il 25 dicembre la vostra festa è con la nostra emittente. Dalla Santa Messa del Patriarca di Venezia alle 10 fino al telegiornale di Treviso delle 19:30 vi proponiamo una non stop di voci, immagini, storie, musica e poi ospiti in studio e ovviamente anche collegamenti, e poi anche un filo diretto con voi al numero 351 17 55 3 e 40 potete mandare gli SMS con i vostri auguri, ma anche i video con gli auguri di Natale ai vostri cari per unire le famiglie in un grande e unico abbraccio, l'abbraccio di Natale a casa con Antenna 3. Il 25 dicembre allora si parte proprio alle ore 10. Torna Ring questa sera 21:15, l'appuntamento con l'informazione che Ferdinando Avarino in apertura, la professoressa Vera Slepoi, psicoterapeuta, poi in studio Riccardo Barbisan, collegati via Skype, Alessandro Gennari del Movimento 5 Stelle, Roger De Menec del Partito Democratico e Marco Bonet del Corriere del Veneto. Ci sarà anche Alessandro Polettini, avvocato su rischi di fallimento. Ed è tutto per questa edizione del nostro TG regionale, grazie per essere stati in nostra compagnia e buona serata a voi. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica ancora stabile, il tempo si manterrà buono sul nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 23 dicembre. Sul Veneto il cielo sarà piuttosto grigio e fosco, con nebbie spesso anche fitte e persistenti sulle aree di pianura e nei fondovalle. Probabilità molto bassa di occasionali pioviggini, molte nubi anche sui rilievi. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime invece tra i 7 e i 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà la stessa. La giornata risulterà molto nuvolosa con cielo coperto e con locali nebbie. Temperature minime fino ai 9 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, nubi sparse ma saranno decisamente predominanti le schiarite soleggiate nel corso della giornata. Temperature minime sui 3 gradi, massime sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.